Cittadella ad aggiudicarsi il derby padovano, consolidando così il primato in classifica e mantenendo ad abita distanza le dirette inseguitrici. Decisiva è la rete di Litteri nella ripresa, quando entrambe le squadre giocano in 10 uomini. Iori di testa, complice la deviazione di Favaro, colpisce la traversa. Sulla respinta si avventa Litteri che segna. In attesa del posticipo della giornata tra Feralpi Salò e Sud Tirol, il Pordenone si gode il secondo posto in classifica in solitaria, battendo con 2 reti la Cremonese. A sbloccare la partita è Cattaneo, mentre a segnare il raddoppio è Stefani dal dischetto. Si chiude con un pareggio la gara tra Alessandria e Pro Piacenza. A passare in vantaggio sono i grigi, con un destro preciso e potente di Vito Francesco. Il pari arriva con Barba, abile a sfruttare una respinta del portiere avversario su una punizione. Vince invece il Bassano con il Giana. A firmare le 2 reti dei veneti sono nel primo tempo Cinetti con un colpo di testa su cross dalla destra di Falserano e nella ripresa Misuraca sempre di testa. Il Pavia vince di misura con l'Albino Leffe, marcatore è Ferretti, a conclusione di una ripartenza da lui stesso innescata. Tra Renate e Reggiana è decisiva per i padroni di casa la rete di Valagussa, servita in mezzo all'area da Ekuban. Per 2-1 il Lumezzane si impone sulla Propatria, passando in vantaggio con Sarao. Il momentaneo pareggio arriva su rigore trasformato da Santana. Decisivo il gol di Valotti su respinta di un altro penalty. Con una rete per tempo, infine, il Mantova batte il Cuneo. Le reti sono siglate da Samba, che anticipa l'uscita del portiere avversario, e da Marchi nella ripresa.